Ben ritrovati dalla redazione. Incidente tra una Smart e un autobus della Trieste Trasporti nella serata di ieri in Campi Elisi. I due ragazzi a bordo dell'auto hanno riportato traumi multipli, uno dei due è stato trasportato all'ospedale di Cattinara per un trauma al bacino, nessun ferito tra i passeggeri dell'autobus fatti evacuare dall'autista, rimasto anche lui illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, il personale della Trieste Trasporti e la polizia locale. Un uomo è rimasto seriamente ferito in un incidente che si è verificato nella propria abitazione di San Daniele del Friuli. Mentre stava scendendo dall'auto in prossimità di una rampa, il veicolo si è messo in movimento schiacciandolo contro un muro laterale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine con la squadra del distaccamento di Gemona, supportata dai colleghi di Spilimbergo e dall'autogru. Giunti sul posto hanno agganciato la vettura al vericello di uno dei propri mezzi di soccorso e mentre un vigile è entrato nella vettura del portellone posteriore, sempre rimasto all'interno del veicolo, per assistere l'autista ferito, hanno trainato all'indietro l'autovettura fino a liberare lo spazio per riuscire a lavorare ed estricare l'uomo che si era procurato lesioni a una gamba e a un braccio. La polizia di Stato ha arrestato al valico di Fannetti una cittadina rumena ricercata dalle autorità tedesche per gravissimi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Germania ai danni di un'anziana vittima. La donna, appena 22enne, era destinatario di un mandato d'arresto europeo ai fini di estradizione emesso nel mese di giugno del 2024 dalle autorità giudiziarie tedesche per omicidio e rapina aggravata in concorso. I fatti di Muggia arrivano sulla scrivania del prefetto Giuseppe Petronzi. Oggi è in programma la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, chiamato a prendere in esame anche quanto accaduto nei giorni scorsi durante il carnevale estivo, vale a dire le risse, i pestaggi di gruppo, gli atti vandalici, lo spaccio di sostanze, l'uso smodato di alcol, ad opera soprattutto delle bande dei Maranza. Sotto la lente anche le successive rappresaglie dei muggesani, sostenute da alcuni ultra della Triestina. Il meteo, tempo instabile oggi con cielo in prevalenza nuvoloso sulla zona montana, variabile altrove. Possibili rovesci e temporali sparsi a più riprese alternati a tempo migliore. Qualche temporale potrà essere forte su pianura e costa. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura, fra 16 e 19 gradi, sulla costa fra 20 e 22, le massime in pianura fra 27 e 29, sulla costa fra 26 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.